Gli indici che caratterizzano l'economia veneta quest'anno sono molto significativi, dimostrano lo sforzo fatto dall'imprenditoria, aziende e lavoratori per porsi tra le realtà con la crescita più evidente nel 2022, ha dichiarato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Il Veneto, afferma, si dimostra una regione resiliente nonostante pandemia, guerra, approvvigionamento di materie prime e rialzo dei prezzi. Il PIL regionale supera quello nazionale, affiancato da una crescita dei consumi, segnali di ripresa anche nel mondo del lavoro e del turismo. Aumenta anche l'export, mentre sono i rilievi demografici a sottolineare un calo della popolazione. Importanti dati sull'economia circolare, mentre l'obiettivo europeo è il raggiungimento del 60% di tasso di riciclo entro il 2030, il Veneto ha raggiunto già il 68,9% nel 2021.